Un momento atteso, preparato dal lavoro di anni per esprimere questa nuova realtà ecclesiale, l'Opera di Maria, Movimento dei Focolari, e sottoporla all'approvazione della Chiesa. Il 29 giugno 1990 gli Statuti Generali dell'Opera di Maria vengono approvati e il giorno dopo, 30 giugno, è il cardinale Edoardo Pironio, allora presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, ad accogliere nella sede di quel dicastero la fondatrice dei Focolari, Chiara Lubic, e un gruppo dei primi focolarini, dando lettura del decreto di approvazione. Eminenza, buongiorno, che grande giorno per noi, Eminenza. E per noi anche. Speriamo. Grazie. 7. Le regole che nel tempo erano state elaborate. Dallo Statuto dei Focolari dell'Unità, riconosciuto nel 1947 dall'Arcivescovo di Trento, agli Statuti dei Focolarini e delle Focolarine approvati distintamente negli anni 60, all'approvazione piena, dopo 16 anni di studio da parte della Chiesa di Roma, data da Papa Paolo VI nel 1964. Di leggere questo decreto e poi di consegnarlo alla signorina Chiara in questo giorno posteriore alla celebrazione dei santi Pietro e Paolo, una festa così tanto fortemente ecclesiale e fortemente romana. Oggi occorre i primi santi romani. E di leggere questo decreto che conferma l'associazione e approva gli statuti rivisti e aggiornati come desiderato dalla signorina Chiara e dall'Opera di Maria. Il movimento dei Focolari Opera di Maria è stato approvato con decreto del 5 dicembre 1964 dalla Congregazione del Concilio, quale pia unione dotata di uno statuto speciale, in quanto i suoi appartenenti avevano manifestato il desiderio di attendere la nuova legislazione canonica sulle forme organizzative dell'apostolato dei laici, per vedere se non vi sarebbero state delle forme giuridiche nuove in cui incasellarsi con maggior rispondenza al loro spirito e ai loro ideali di apostolato. Negli anni successivi il movimento si è sviluppato in fedeltà al suo carisma e si è esteso crescendo in maturità. Ha così portato alla Chiesa abbondanti frutti spirituali e al mondo una credibile testimonianza di unità. La Presidente dell'Opera di Maria ha ora rivolto istanza a questo dicastero per ottenere l'approvazione dello Statuto aggiornato dell'Opera quali associazione di fedeli, privata o universale, considerando tale forma istituzionale più adeguata alla sua natura e alla sua storia. In adesione a tale richiesta, questo Pontificio Consiglio per i Laici approva, a norma dei canoni 298 fino al 311 e 321 fino al 329, lo Statuto medesimo aggiornato e conferma in associazione di fedeli privata universale dotata di personalità giuridica nell'ordinamento canonico per decreto della Santa Sede, l'associazione denominata Opera di Maria, Movimento dei Focolari, dichiarandola a tutti gli effetti associazione di diritto pontificio e stabilendo che da tutti sia riconosciuta come tale. Con l'augurio di un fecondo impegno missionario al servizio del Vangelo e della Chiesa, sulle orme di Maria e di una fruttuosa collaborazione con i fratelli di altre confessioni e di altre religioni e con tutti gli uomini di buona volontà, nello spirito del movimento per la gloria di Dio e per il bene della Chiesa e del mondo, sotto la guida dello Spirito e la materna protezione
della Madre di Dio. Firmato Cardinal Pironio e Monsignor. Allora io consegno a lei questo, ma prima, se mi permette, rileggendo adesso il testo, ha così portato alla Chiesa abbondanti frutti spirituali e al mondo una credibile testimonianza di unità. Che bello poter dire di un'opera e di un movimento che il Signore ha benedetto di una maniera straordinaria, sia all'interno della comunità ecclesiale, sia anche con un dinamismo missionario fuori dalla stessa comunità ecclesiale e in comunione, diciamo, di attesa di comunione più profonda ancora con altre religioni o altre forme di religiosità, ma questo spirito missionario che porta i focolarini e le focolarine dappertutto, ovunque uno arrivi incontra subito i focolarini. Questo spirito missionario è da sottolinearlo molto fortemente. Questo spirito di unità che ha la sua radice nell'abbandono di Cristo nella croce, questa unità che viene necessariamente dall'annientamento totale, dal Cristo morente sulla croce, questo produce molti frutti nel mondo. E io devo sottolinearlo oggi come in nome del Santo Padre con cui sono stato sabato, giovedì ultimo. Ringraziare tutto quanto il movimento, l'Opera di Maria ha fatto nella Chiesa e con noi concretamente qui nel Pontificio Consiglio per i laici. Non possiamo dimenticare la disponibilità con cui il movimento dei focolari si è messo a nostra disposizione per qualsiasi cosa che noi in servizio della Chiesa, particolarmente dei giovani, avevamo bisogno, sia qui a Roma, sia a Buenos Aires, sia a Santiago di Compostela. Altre riunioni in cui sono partecipati lei stessa, signorina Chiara, alla riunione dell'87 a Rocca di Papa prima del Sinodo, poi con la sua presenza e il contributo nel Sinodo e non ultimo, l'ultima riunione che abbiamo avuto pochi giorni fa, che ha partecipato il professore Tommaso Soggi. Allora vediamo dappertutto questo spirito veramente ecclesiale che è frutto dello Spirito Santo, questa disponibilità totale che è evidente, frutto della disponibilità di Maria, l'umiliancella del Signore. Il mio augurio è che l'opera sempre cresca di più, si sviluppi con il dinamismo dello Spirito Santo e porti frutti in abbondanza. Questo è il mio desiderio, esprimendo ancora una volta la mia personale gioia e la gioia di questo Pontificio Consiglio per i laici. Grazie, faremo del nostro meglio, Eminenza, per questo che lei ci ha detto. Di tutto cuore. Sì. Con la sua benedizione, naturalmente. Di cuore poi daremo la benedizione. Poi non è secondario, anche se è una cosa molto piccolissima, personale, e credo che l'opera sia iniziata l'8 dicembre del 43, no? Sì. Lo stesso giorno in cui io celebravo la mia prima messa. Allora siamo uniti in questo. Siamo uniti anche in questo.
Allora, perciò un ricordo molto speciale. Sì. Qui sono gli statuti. Mille grazie, mille grazie, mille grazie. Ancora. Guardatevi. Valentino, perché è naturale. Bene. Siamo molto contenti, vero? Veramente. Siamo molto contenti, meglio di così. Sono i miei collaboratori che partecipano della gioia perché loro hanno lavorato così. Usmani, Monsignor Relico e Monsignor Fogla, che è il sottosegretario. Purtroppo Monsignor Cordes è partito per la Germania. Maria Grazia Sales, che mi pare aveva parlato, è stata su, è anche andata a un forum, no? Il forum a Vienna. Allora, niente. Ma me l'hanno detto, mi hanno telefonato, anche Monsignor Cordes ha telefonato, per rendersi presente in qualche maniera. Mancava soltanto il Santo Padre, potevamo Lei lo averlo rappresenta. potevamo farlo venire, ma come poco. Sappiamo molto bene quanto il Papa, e voi lo sapete meglio di me, quanto il Papa abbia a cuore il movimento e l'opera. Poi una cosa che devo dirle, l'ho detto un po' già, ovunque uno si reca trova subito i focolarini con spirito di comunione ecclesiale, e sono in genere gli stessi vescovi a dire con i focolarini andiamo bene, lavorano bene, Meno c'è una male. pace. Meno male. È la cosa che più ci importa. Dopo Ecco, allora siamo contenti. Benissimo, Eminenza. E che questo sia stato fatto come promesso prima della vostra assemblea, no? Perché avete l'assemblea sì, adesso in ottobre. in ottobre. Comincia il 24 settembre e Ecco. così noi possiamo. Anche abbiamo preparato i 12 regolamenti che approverà l'assemblea di tutte le diramazioni, ma questo è il tesoro, perché c'è l'approvazione della Chiesa, e poi con un decreto simile, e poi col suo commento, meno male che l'abbiamo deciso. Ecco. Parla della forza missionaria, parla di questi abbondanza di frutti sia ecclesiali sia anche nel mondo in ricerca dell'unità. Quanti focolarini e focolarine che non conosciamo noi certamente hanno lavorato e sofferto nel nascondimento in questi anni, e ora il Signore li mette un po' in possibilità di un lavoro più aperto, più diretto, con questa situazione nuova che speriamo che continui nel Signore. Comincia un periodo nuovo per noi, Eminenza. Che bello. Sì, con Bello. questa cosa. E anche quanti sono morti offrendo tutto per gli statuti, per l'opera. Questo. Perché essendo tanti, partono anche tanti per Certo. Ma sono seme seminato già dell'opera, seminato nel paradiso, e questo rende più feconda ancora l'opera. Poi saranno tanto contenti quelli che di una maniera o un'altra sono associati all'opera. E penso a tanti fratelli, confratelli miei, vescovi, eccetera, sacerdoti, religiosi, eccetera, giovani. Poi lo ringraziamo in modo particolare, almeno io sento, ma penso che di quell'accenno a Gesù abbandonato, che è il segreto veramente. Certo, il segreto di questa unità. Nell'unità, sì. Eminenza, la sua benedizione non Di vogliamo cuore, prendere. diciamo un'Ave Maria Sì. alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù. Sempre. Mille grazie, mille grazie.
Grazie. Mille grazie. A nome della Chiesa, a nome del Papa, a nome di tutti quanti. Se vede Santo Padre ce lo saluta, vero? Di cuore. Grazie. Questo è un regaletto. Dei libri forse vi interessano, riguardano Maria nei primi nel primo decennio, millennio. Benissimo. I padri, eccetera. Oh, molto bello. Sì. Molto bello sia per il tema sia anche per l'importanza Sì. dell'opera. Sì. Grazie. Arrivederci. A voi. Focolarino sposante, quindi particolarmente Auguri. Ci conosciamo da tanto tempo, no? Diciamo subito così si tengono liberi. Bene. Di nuovo, arrivederci. E tanti auguri. Grazie. Anche a questi nostri auguri. Sì, avremo tanto aiuto nell'opera, anche fisicamente qui. Grazie a voi. Ci sono i